Sindaco Augusto Eroldi, questa mattina ha partecipato al Comitato Provinciale per la Sicurezza Pubblica. Quali sono le novità? Sì, allora direi che ci sono positive novità per quanto riguarda l'attivazione del presidio Polfer a Sarondo. Le notizie e le informazioni che abbiamo preso questa mattina dicono che sono in predisposizione gli atti amministrativi che dovrebbero consentire la dislocazione a Saronno del personale necessario per attivare questo presidio. Quindi dovremmo essere alle battute finali, insomma, ecco, che dovrebbero consentire nel giro di, se non pochi giorni, poche settimane, di vedere presenti gli uomini della Polizia Ferroviaria a Saronno. Diversamente, invece, per quanto riguarda la richiesta che abbiamo effettuato di avere il presidio militare a Saronno, aggiungendo il comune di Saronno nella operazione Strade Sicure, ci è stato comunicato che al momento non ci sono risorse sufficienti per poterlo fare, perché le richieste che arrivano per esempio dall'aeroporto internazionale di Malpensa sono molto pressanti e richiedono una significativa presenza là. Quindi queste sono le due notizie più grosse. Poi l'Arma dei Carabinieri ha confermato che non solo continueranno i presidi, e il signor Prefetto ha ricordato presidi di interforze, ma saranno aggiunte nuove aliquote di personale dell'Arma dei Carabinieri che contribuiranno ad aumentare il numero di questi presidi interforze e il personale disponibile durante il presidio interforze stesso. Altresì l'Arma dei Carabinieri ha confermato che continueranno le operazioni straordinarie anche nei boschi tra Saronno e Caronno, utilizzando il personale specializzato che va sotto il nome di Cacciatori di Calabria.